Dottor Pancolini, buongiorno, lei è vicepresidente di Confindustria Veneto Est e rappresenta la sua associazione all'interno del convegno sulla finanza innovativa che verrà effettuato il 5 luglio al Museo M9, dove parteciperà come relatore il dottor Russo. Si parla appunto di finanza innovativa, di equity crowdfunding, di mini bond, basket bond. Sono tutte soluzioni che stanno emergendo adesso. Come secondo lei il mercato sta reagendo a queste nuove soluzioni nel mondo della finanza e del credito? Beh, buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. Io vorrei fare una premessa importante perché questa premessa è l'anticipo di quelle che sono poi le attività che la nostra associazione sta per mettere a terra. Stiamo vivendo negli ultimi mesi un periodo difficile, particolare, che poi non è altro che la coda di questi 3 anni e mezzo che ci hanno visti con difficoltà a livello macroeconomiche dovute, come sappiamo tutti, alla pandemia prima, all'aumento dei costi delle materie prime, dei trasporti, degli approvvigionamenti, per arrivare fino alla crisi geopolitica che stiamo vivendo e che sta colpendo tutti con la guerra e quindi con gli effetti a livello economico per non solo le famiglie, ma ovviamente anche per le imprese. In un contesto come questo, ecco, diciamo che gli ultimi mesi sicuramente rappresentano, e aggiungono delle difficoltà al da parte delle imprese per accedere a quello che è il credito, al credito dovuto al continuo innalzamento dei tassi da parte del BCE. La presidente Lagarde va ad aumentare a quarti di punto periodicamente tassi di interesse, e questo non può non avere un effetto su quelle che sono poi le dinamiche delle imprese legate alla possibilità di accedere al credito da parte delle banche. Il credito che diventa sempre più difficile, quando i tassi erano a 0 era molto più semplice, adesso con i tassi così più alti, e quindi prima le banche, gli istituti bancari avevano anche la necessità di utilizzare, di dare maggiori impieghi. Adesso magari questa necessità viene un po' meno, diventa sempre più difficile accedere, e quindi anche il costo è una leva, in questo senso negativa, se da un lato si comprende per combattere l'inflazione, ma dall'altra va a rallentare sicuramente quelle che sono le dinamiche di crescita economica. Ehm, e anche il rischio, ma più che il rischio direi la concretezza del fatto che, perché è un fatto reale, che gli investimenti, e lo dicono anche gli ultimi dati dell'analisi congiunturale di Confindustria, gli investimenti stanno rallentando, in alcuni casi stanno addirittura fermando. Siamo in una situazione un po' paradossale, mi ricorda quella di più di 10 anni fa in cui l'Euribor a 3 mesi diventava più alto dell'IRS. Questo sconta sostanzialmente un una situazione nella quale c'è un'estrema incertezza che viviamo noi imprenditori, gli associati, giorno dopo giorno e sempre di più, perché è questa situazione è un qualcosa che cresce, in termini appunto, di tassi di interesse che hanno questi effetti, e quindi può frenare gli investimenti che sono la cosa fondamentale per dare la possibilità alle nostre imprese di crescere. Era molto importante fare questa precisazione perché, va a fare da premessa a quello che la nostra associazione Confindustria Veneto Est può fare. E diciamo che gli strumenti di finanza innovativa risultano uhm, assolutamente strategici per le imprese, perché rappresentano una via, un modo per le imprese stesse di cercare delle soluzioni alternative
a quelle che sono soluzioni che in questo momento sono molto costose, molto difficili da ottenere. Ricordo come Confindustria Veneto Est sia un'associazione che ne ho costituita, ma con più di 5.000 aziende associate, un PIL che va oltre gli 80 miliardi, è la seconda associazione confindustriale italiana, quindi rappresenta anche un panel di aziende molto trasversale del nostro territorio, del nord-est, e quindi molto rappresentativo, appunto. Ecco che allora che cosa fa l'associazione e in modo particolare la struttura di credito e finanza di Confindustria Veneto Est per venire incontro agli associati e alle imprese in una situazione del genere. Sostanzialmente sono attività di consulenza avanzata che si propone all'obiettivo di innalzare quella che è la cultura finanziaria nelle aziende. Ricordo che il 73% delle nostre aziende associate ha meno di 50 dipendenti, il 30% meno di 20. Quindi sono strutture piccole, aziende piccole o di medie e piccole dimensioni, che talvolta per motivi anche di tempo o di struttura organizzativa non hanno la possibilità di avere accesso, se non attraverso i canali bancari, a quelle che possono essere delle consulenze, chiamiamole, o dei supporti informativi che invece l'associazione può offrire. Ad esempio, nei mesi scorsi abbiamo portato a termine con successo il basket bond di Sistema, che ha attivato circa 61 milioni di euro per 9 aziende del territorio. Quindi questo è stato già un primo passo concreto nella direzione di uno strumento di finanza innovativa concretamente portato a termine. Diamo consulenza a tutte le aziende per creare quei servizi appunto di check-up economico-finanziario sempre più sartoriale, cioè quindi calato sullo specifico caso aziendale, e quindi cogliere anche quelle che sono le potenzialità dell'azienda stessa per poter cercare la soluzione migliore. Quindi in un certo senso siamo dei facilitatori nell'accesso delle nostre imprese alle linee di investimento. In questo senso, in modo particolare, attraverso soggetti pubblici come Finest e Simest, e quindi attraverso la creazione di quei canali di penetrazione commerciale in alcuni paesi a tasso agevolato a lungo termine, si parla ovviamente di finanziamenti anche di 7 anni con due di premortamento a tassi che non sono quelli di mercato. C'è quindi un'assistenza anche su quella che sono gli strumenti di comunicazione, li chiamiamo comunicazione avanzata, che vanno nella direzione di una creazione di una rendicontazione di sostenibilità. Questo per avere anche una maggiore visibilità e potere contrattuale con gli investitori, con gli stakeholder che le imprese con cui hanno a che fare e nella propria attività quotidiana. Allo stesso tempo, qui elenco alcuni di quelli che sono i principali servizi, ma ce ne sono molti altri che anche per motivi di tempo in questo momento non elenco, ma che sono disponibili da parte della struttura stessa. Quindi diciamo in un tessuto avanzato come quello del Veneto orientale e dell'area che rappresentiamo, vorremmo avvicinare il più possibile, ed è questo uno degli obiettivi principali, quelli che sono gli investitori istituzionali dell'economia reale a quelle che sono le eccellenze del territorio. Per fare questo è necessaria una comunicazione efficace e strutturata, cosa che vorremmo fare nell'aiutare i nostri associati a sperimentare in modalità, lo chiamiamo modalità guidata,
sull'utilizzo di questi strumenti finanziari evoluti ed innovativi, emancipandosi, se possibile, talvolta anche da quello che è il sistema bancario. Ecco, questa è un po' una visione abbastanza a volo e generale di quelli che possono essere alcuni dei principali servizi, ma non sono tutti i servizi che possiamo offrire, ovviamente. Poi c'è, ripeto, la possibilità da parte di ogni singolo associato di Confindustria Veneto Est di accedere attraverso la struttura, e in particolare, ripeto, alla struttura di credito e finanza, quelle che possono essere tutte le domande o tutte le precisazioni del caso specifiche, perché ogni realtà ha chiaramente le proprie dinamiche. Ecco, dottor Pancolini, le chiedo una cosa, no? Secondo lei le aziende come stanno reagendo alla finanza innovativa e alle attività che avete proposto? Come stanno, sono ricettive? Ci sono delle resistenze, non so, magari delle incertezze in merito, oppure sono abbastanza sensibili? Diciamo che, come dicevo prima, è molto importante il tema della comunicazione. Questo deve essere fatto in modo efficace e trasparente, come si è sempre fatto, ovviamente, in modo che le aziende percepiscano questa come un'opportunità, non come un appesantimento di quelle che sono diciamo l'operatività interna. Deve essere vista come, e lo vediamo perché alcune aziende stanno rispondendo in modo positivo, ad esempio, a alcune proposte legate a emissioni di mini bond, o citavo prima basket bond di sistema, o ad alcuni servizi, come dicevo, di check-up economico-finanziario o di bilancio di sostenibilità. Quindi è chiaro che è un concetto che va allargato anche ad un'apertura culturale e mentale diversa rispetto a decenni in cui siamo stati abituati magari al mutuo chirografario, a quelli che erano i sistemi classici, chiamiamoli. Adesso però c'è l'opportunità, anche perché ricordiamoci che sono finiti i tempi in cui c'erano gli strumenti emergenziali straordinari di supporto al credito bancario, che si sono visti durante gli ultimi anni, in particolare durante il periodo della pandemia. Quindi adesso si è aperta una nuova fase, e in questa nuova fase compito nostro da parte di Confindustria cercare di trasmettere nel modo più efficace e semplice, perché devono essere dei messaggi molto semplici, però molto efficaci e diretti, e in questo senso stiamo avendo dei primi riscontri. Ricordo che abbiamo iniziato con questa attività di sensibilizzazione solo da qualche mese, quindi, però si vedono già i primi riscontri positivi.